Eder. Mech. Pallister. Nel caso di Liliana Resinovic, la notizia di giornata ha un protagonista preciso: la nuova testimonianza di Alfonso Buonocore e ciò che questa comporta sul fronte più delicato che circonda Sebastiano Visentin, cioè il possibile inquinamento delle prove. Un tema che, insieme al pericolo di fuga e al rischio di reiterazione del reato, rientra tra i presupposti che possono portare un indagato all'arresto preventivo. Secondo il racconto emerso, Buonocore è un ex ristoratore che avrebbe avuto fra i suoi clienti sia Liliana sia Sebastiano. L'uomo sostiene che Liliana in passato gli avrebbe chiesto 2 sacchi neri dell'immondizia, chiedendogli di non riferire nulla al marito. Un sacco sarebbe stato consegnato fuori dal locale, vicino ai bidoni, il secondo all'interno del locale, il giorno successivo. La scena viene raccontata con dettagli quasi teatrali: il caffè, le monete, la battuta sui centesimi da mettere in conto a Sebastiano. Ma il cuore del problema non è il colore dei sacchi, è il tempo. Nell'audio registrato a casa di Sebastiano, Buonocore colloca l'episodio nel periodo del Covid e aggiunge una forbice precisa: 19-20. Questo significa che lui stesso parla di un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2020. Non i giorni immediatamente precedenti la scomparsa di Liliana, avvenuta nel dicembre 2021, ma almeno un anno prima, se non di più. Qui nasce la prima falla logica. Se il testimone descrive chiaramente un periodo che lui associa al Covid e lo colloca tra il 2019 e il 2020, come può lo stesso racconto essere spinto mediaticamente a ridosso dei giorni della scomparsa? O si prende sul serio ciò che dice l'uomo, e allora si parla di un episodio avvenuto molto prima della morte di Liliana, oppure si deve accettare che il ricordo sia confuso al punto da non distinguere gli anni. In tutti e 2 i casi, la presunta svolta collegata agli ultimi giorni di vita di Resinovic inizia a perdere consistenza. La seconda parte della storia, però, è ancora più delicata. Buonocore non si limita a dire di aver visto Liliana e di averle dato dei sacchi. Sostiene anche di aver raccontato queste cose a suo tempo a un amico carabiniere. Secondo la sua versione, questo militare lo avrebbe invitato a farsi gli affari suoi e a non parlare. Da qui il suo silenzio pluriennale, che si rompe solo oggi, quando il caso Resinovic è ormai da anni al centro di TV, giornali e social. Questa frase spalanca 2 scenari diametralmente opposti. Nel primo scenario, il carabiniere non salta fuori. Nessuno corrisponde alla descrizione, oppure la persona individuata nega nettamente tutto. In questo caso il racconto di Buonocore diventa una testimonianza fragile e tardiva, che usa la figura di un carabiniere come stampella di credibilità, senza però riuscire a sostenerla con riscontri. Resterebbe l'idea di una fesseria grossa, per usare il linguaggio della strada, una storia gonfiata che tiene fin tanto che resta vaga, ma crolla quando si tratta di metterci nomi e cognomi. Nel secondo scenario, l'amico carabiniere esiste e conferma. Si presenta, viene ascoltato e dice: «Sì, Buonocore mi parlò di Liliana e dei sacchi neri, sì, gli dissi di non immischiarsi». A quel punto, la testimonianza del ristoratore acquisterebbe un peso diverso, perché non sarebbe più la parola isolata di un privato cittadino, ma un racconto corroborato da un appartenente alle forze dell'ordine. In più, se questo carabiniere confermasse anche la collocazione temporale, si avrebbe una doppia voce che attribuisce l'episodio a un'epoca precedente alla scomparsa, ma legata al dettaglio dei sacchi neri. Mentre la scena pubblica si concentra su Buonocore, sullo sfondo resta la figura di Sebastiano Visentin. È indagato per omicidio e, come per ogni indagato, il codice prevede che possa essere sottoposto a misure cautelari solo se, insieme ai gravi indizi, siano presenti almeno una delle 3 esigenze cautelari: pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento delle prove. Sul pericolo di fuga, il suo nome è stato spesso associato all'ipotesi di una partenza verso l'estero in caso di stretta giudiziaria. Per ora si è sempre presentato, ha continuato a muoversi nel territorio, si è fatto vedere, ma il sospetto di una possibile fuga resta un argomento che aleggia nelle discussioni. Sul fronte della reiterazione del reato non esistono altri fatti di sangue contestati a Sebastiano. Tuttavia emergono episodi di tensione e di minaccia verbale. Si racconta, ad esempio, di una telefonata con un'albergatrice che aveva parlato di lui e di Liliana,
nella quale Visentin avrebbe usato toni intimidatori, fissando un incontro nel luogo in cui diceva di aver avuto un incidente con l'auto. Un "vediamoci lì" che non suona come un invito rilassato, ma come una frase destinata a fare paura. Questi episodi, presi singolarmente, non sono un nuovo delitto, ma concorrono a delineare un profilo relazionale teso, aggressivo, che può pesare nella valutazione complessiva. Il capitolo più pesante resta però quello dell'inquinamento delle prove. In questa categoria rientrano non solo chi distrugge materiale, ma anche chi orienta testimoni, altera ricostruzioni, moltiplica versioni e depistaggi. Nel caso Resinovic si è assistito nel tempo a una sfilata di personaggi che spuntano all'improvviso con tasselli chiave. C'è il preparatore anatomico che a distanza di tempo dichiara di aver provocato lui la frattura della vertebra T2 durante la preparazione del corpo, mentre altre letture sostengono che la lesione fosse visibile già prima. C'è la commessa del negozio di telefonia, diventata il centro di un braccio di ferro sulla presenza o meno di Liliana in negozio. C'è la YouTuber cui viene regalato improvvisamente un telefono, poi finito nelle mani degli inquirenti. C'è l'incidente d'auto con dinamiche raccontate in modo diverso da chi c'era e da chi lo ha solo evocato. A questo elenco si aggiunge ora Buonocore, che arriva con la storia dei sacchi e del carabiniere, proprio mentre il caso vive una nuova fase mediatica. In mezzo a tutto questo va inserita la questione dei supporti digitali. La scheda della GoPro, usata da Sebastiano il giorno della scomparsa, risulta formattata in una fase cruciale delle indagini. Si discute da mesi sul motivo per cui quei dati non siano più disponibili nella loro forma originale. L'operazione avviene in coincidenza con passaggi decisivi dell'inchiesta e questo alimenta il sospetto di una volontà di cancellare qualcosa di scomodo. Anche il giro dei telefoni e dei dispositivi passa per mani diverse, regalati, spostati, recuperati a fatica dagli inquirenti. In questo quadro, la scena della registrazione in casa assume un significato particolare. Il giorno in cui Buonocore suona il campanello, Sebastiano sta già registrando. Questo dettaglio fa nascere una domanda inevitabile. È plausibile che ogni volta che qualcuno arriva a casa sua, Visentin sia lì pronto a registrare per caso una testimonianza potenzialmente esplosiva? Oppure in quel caso sapeva già che cosa stava per essere detto e aveva preparato tutto? Se si considera l'insieme, la sequenza di personaggi che entrano e escono dalla storia con dettagli sempre nuovi appare come una costante. Molinari e la vertebra T2, la tipa della Wind, la YouTuber del telefono, ora il ristoratore dei sacchi. Troppi tasselli tardivi, tutti con un potenziale impatto sulla ricostruzione degli eventi. A un certo punto diventa legittimo chiedersi se si tratti solo di una coincidenza, oppure di una strategia per sporcare il terreno probatorio, spostare sospetti, alimentare dubbi, rendere più difficile per gli inquirenti trovare una linea chiara. Qui torna al centro la figura di Sebastiano Visentin come indagato che potrebbe, in teoria, essere sottoposto a misura cautelare proprio per evitare che le indagini vengano ancora inquinate. Se un giudice dovesse ritenere che la produzione seriale di testimoni, le registrazioni preparate, i dispositivi cancellati o riciclati non siano solo casualità, ma tasselli di un comportamento orientato a confondere, il requisito dell'inquinamento delle prove sarebbe più che un'ipotesi astratta. Intanto, mentre le cronache raccontano il ristoratore, il carabiniere misterioso, i sacchi del periodo Covid e le frasi sulle minacce, il cuore del caso resta identico. Una donna trovata morta in 2 sacchi neri legati con un cordino in un boschetto a pochi passi da casa. Attorno a quel corpo ruotano versioni, interessi, strategie, paure. E ogni nuovo personaggio che entra in scena, se non porta chiarezza, rischia di avvicinare non solo la verità sulla fine di Liliana, ma anche il momento in cui qualcuno dovrà rispondere di ciò che sta facendo oggi alle prove, non solo di ciò che è successo quel dicembre di qualche anno fa. Ho una confusione in testa che tu non hai neanche idea. Io mi dico dopo 4 anni vieni fuori con queste cose qua e vieni da me perché? Immaginiamo che vita frenetica che deve avere Sebastiano Visentin. La mattina suona il panettiere e lui deve registrare tutta la consegna del pane. Poi il pomeriggio passa il testimone di Geo a fare una predica e Visentin deve registrare tutta la predica perché naturalmente a lui non può sfuggire niente con quel registratore.
A voler pensare male, naturalmente, se ci fosse un sistema colluso come qualcuno ha ipotizzato, potremmo pensare che questo carabiniere salterà fuori, si prenderà le colpe, magari già sapendo che tanto non pagherà, e Sebastiano questa volta se ne uscirà, perché magari il carabiniere nello specifico dirà anche che tutto ciò era accaduto proprio nei giorni della scomparsa di Liliana. C'è anche da dire che tutto quello che sta succedendo a Trieste fa pensare davvero che ci sia non solo Sebastiano nell'eventualità dietro la scomparsa di Liliana, ma anche qualche persona in più che stia temendo, e così hanno iniziato a venire fuori persone e testimoni come funghi. E allora potremmo definire tutto ciò anche inquinamento delle prove. E ricordiamo che per l'inquinamento delle prove un indagato rischia di finire dentro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.